Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, teniamo su F1 Manager e siamo a Baku, Gran Premio dell'Azerbaijan. Abbiamo la gara sprint dove siamo sesti e quarti, qualificazioni non positive. Abbiamo sviluppato un po' la macchina, ma forse i piloti non hanno ancora un feeling perfetto. Vediamo, comunque per il momento è un'inizio di stagione importante, in questa seconda season. 17 giri in Azerbaijan. Go, 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 go. Go, go, go. E si parte, Beppe. Si parte per l'Eternity Glory. Ed è subito uno show per il Cube. Show cubendiano. Scusate. Terzi e sesti. Molto bene, molto bene. Subito red flag. Attenzione, cosa è successo? Subito red flag al primo giro. Porca miseria, bordello. Subito bordello. Bordelazzo, bordelazzo. Vabbè, teniamo così, non sprechiamo 7. Terzi e sesti fuori Magnussen e basta in realtà. Inizio un po' curioso. Cioè, dopo un giro subito una red flag così. E si riparte. Go, 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 go. E Sainz subito secondo. Cerchiamo di non far cagate, indagini, incidente, Albon, Hamilton. E subito lotta tra Junior. Tra Junior e Verstappen. Leclerc attardato. Si parte subito a bomba, ma c'ho l'ansia, nelle gare così c'ho l'ansia. Ed è subito incidente per De Vries, subito bordello, raga. Ora seguiamo i piloti all'imbocco della 16. Brutto, brutto. Ho messo tanto carburante, però adesso tirerò come un porco. Sainz è primo, Junior è primo, signori. Leck in difficoltà, sta volando Junior, sta volando Junior. Leclerc in realtà è l'unico con le medie, quello è il problema. Ha fatto la cappella leclerchiana. Cappella leclerchiana. Il problema è che se spingo le gomme vanno subito in temperatura elevata. Male, male, male. Stiamo un attimo su standard, però ho sbagliato le gomme. Brutto, brutto errore del talentissimo. Brutto, brutto, brutto. Leclerc che purtroppo rimane quinto, sarà dura fare altre cose. Propulsore, già che spoccio, per fare le macchine della Chicco però, Se la sta dando di santa ragione Junior. E Verstappen, troppo carburante ho messo però, sono un po' lucido, ho giocato poco questo periodo F1 Manager e si vede. Purtroppo Leck è attardato, il piccolo Leck. Mamma che male Leck, mamma che male Leck. Vabbè. Teniamo le gomme così e proviamo a spingere alla fine. Proviamo la spinta finale. Facciamo a 2 laps dalla fine. Proviamo. Eccolo qua, vai. Go. E go. Go. E go. E adesso Junior prova a volare. Di solito nelle sprint siamo sempre devastanti. Vediamo se sarà così anche stavolta. Da che Sainz può rubare punti importanti a Verstappen. Leck rimane quinto, presumo. Sta volando Junior, sta volando Junior. Sta volando Junior. Sta volando.
La vince la grande Junior. Punti importanti per Junior. Punti importanti per Junior nella sprint. E godo. Una vittoria di spessore. Ok, comunque l'ex si prende 4 punticini. Va bene. È il momento di... Componenti, ah, porca puttana, il propulsore non è messo bene. Era l'EC. Vediamo un attimo. Sì, il problema è che... Però proverei 2 soste con l'EC. Mentre Junior... Proverei così. 1. 1. Ok. E andiamo così. Vai. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Gli ultimi controlli in griglia. E a quel punto saremo pronti a partire. Un Sainz molto determinato si prepara sulla griglia. Dai che Sainz parte dalla prima posizione. Inizia il Gran Premio dell'Azerbaijan. Dai, perché voglio vincere il mondiale. Sì, La macchina l'hanno sviluppata bene. Go, go, go. Attenzione subito, speriamo non c'è incidenti come nella sprint con la red flag. Vai Junior, vola, Junior, vola. E comunque Junior non è fuori lotta mondiale, siamo solo alla quarta gara, quindi... Ah, lo secondo, subito tallona, mamma mia. Le gomme adesso, ok, siamo là, medie e soft. Certo che l'EC non mi sta dando, non è finora una buona... Un buon weekend per l'EC. L'EC quinto. Fastest di Sainz. Però Alonso supera. Alonso spettacolo, fioi. Spettacolo di Alfonso. Però DRS attivato. Il propulsore ha problemi, speriamo bene. Ok, l'EC rimane quinto. L'EC non sta andando bene per il momento. Madonna, oh. I red flag ancora. Ancora bandiera rossa. Niente, c'ho gara stramba. Nicola. Boom, dritto Nicola, dritto Nicola, dritto Nicola. Dritto Nicola. Ok, a questo punto io mi smarcherei. Allora. Andrei subito con l'hard. E media per Junior. Mamma mia, Hülkenberg, che incidente. Un po' come Mario, cioè le due ass stanno portando red flag a manetta. Manca poco alla ripartenza. La corsa continua. Gara infinita, Baku, tra sprint e gara normale. Go, go, go. Dai, vediamo se qualcuno ha messo le hard. Solo Leclerc, ovviamente. Le rischio sempre con Leclerc, che in realtà è primo nel mondiale. Vabbè. Speriamo di aver fatto la cosa giusta. Alla lunga.
Vabbè, stiamo calmi, stiamo buoni. Che la gara è eterna. Tanto lei che è quarto, Sainz secondo. Alonso sta volando per il momento. Vola, lo vola. La macchina di Sainz è finita. Che bello. Secondi e quarti Sainz però sta adesso guidando bene. Secondi e terzi. Come Verstappen che rompe i maroni ovviamente. Una macchina già usurata però non è possibile. Vediamo se riusciamo ad andarcene un po' con Junior. Vola Junior, vola. Ok, Junior per il momento sta andando alla grande, Fiori, c'è spettacolo di Junior. Sta recuperando però Alonso, Anche se Alonso ha le soft, quindi è una mescola più veloce, più morbida. Così Alonso va e viene, nel senso recupera e perde. Staremo a vedere. Adesso per una parte di gara dove devo stare tranquillo. Teniamo anche un po' di carburante. Yellow flag, yellow flag. De Vries ancora sono veramente asse De Vries, non proprio una grande gara. Addirittura quinto Leclerc. Difficoltà adesso per Charles con una mescola molto dura. E non ha più neanche la mescola massima, la miscela del carburante migliore. Vabbè, ci sta. Mentre Sainz e Alonso se le stanno dando di santa ragione. Ok, vanno nei box. Io ho ancora tanta strada da fare con queste gomme. Quindi siamo tranquilli. Come la strategia con Leclerc non è sbagliata alla lunga. Vedremo. Fastest di Perez. Fastest di Perez. E Perez ha messo le medie. Adesso proviamo a spingere. Spingiamo con Lec. E spingiamo anche con Sainz. E mo vediamo. Primi secondi in questo momento. Stiamo spingendo al massimo. Adesso devo dare tutto. Box, box, box. Allora. Aspetta un attimo. Ok. Abbiamo. Chiuderei con le medie. Guarda se si devono rompere i coglioni a vicenda. Sainz ai box. Junior ai box. Voleva una safety car per Lec. Ok, Junior quinto. Boh, non so se ho fatto la scelta giusta. 15 laps remaining. Andiamo ai box e andiamo di soft con Lec. Boh, non lo so se la scelta è giusta. Quarti e quinti siamo. Siamo indietro, le Red Bull sembrano superiori oggi e bisogna anche essere onesti. Come
Verstappen comunque le soft anche lui, gli altri hanno le medie. Vediamo se Leclerc è troppo indietro, però Leclerc. Troppo indietro Charles. Ci voleva una safety car, ma non arriverà. Proviamo a spingere al massimo adesso con Charles e vediamo se Leclerc riesce a superare. Attenzione, grosso incidente. Alfonso, grande, prendiamo una posizione. Mi dispiace per Alonso, non è vero. No, cazzo, da solo spero, non col mio, però. Da solo. Ciao, Alo, ciao. Ma non c'è red, non c'è safety car. Proviamo a spingere anche con lui e vediamo. Diamo tutto adesso, diamo tutto. Ai box allo Sainz è secondo. Junior è secondo. Junior è secondo. Vediamo se la strategia dà i suoi frutti adesso. Le gomme sono calde, ma se dobbiamo dare tutto. Sainz è primo, Junior è primo. Junior è primo. Safety car adesso. Safety car adesso, incredibile. Safety car adesso, al penultimo giro. Però con Sainz primo, signori. Sì, che madonna, c'è ferma. Mamma mia, che bordello, che bordello. Sta succedendo il finimondo nell'ultimo giro. Gasly ha combinato la safety car a 3 laps della fine. Voglio puntare a primo e secondo, possiamo farcela. It's incredible. Mamma mia, come siamo entrati su F1 Manager. Altro giro in regime, faremo il giro finale. Ultimo giro, Sainz ha un'occasione unica. Ma chiudiamo il regime praticamente. Ci danno il rettilineo, stare attenti. Aspetta. Non capisco se chiudiamo il regime. No, non chiudiamo il regime, ci dà il rettilineo finale. Ci dà il rettilineo finale. Ti prego non fare cagate, Junior. Attenzione all'ultimo minuto, attenzione. Vediamo se Lex si prende il podio, non credo però. Sainz vince. Primi e quarti, yes. Grandissimo Sainz che nei giri precedenti alla safety car si è preso la prima posizione. Godo. Libidine purissima. Yes, grande Junior. Mamma mia, siamo forti, però la Ferrari sta dominando questo mondiale per il momento. Però i coglioni, un punto solo abbiamo su Verstappen. Stiamo dominando un cazzo, scusate raga, chiedo bene. Però di Sainz rientra. Costruttori siamo secondi. Stiamo dominando un cazzo, chiedo scusa. Cazzo dico. Molto bene. Tutto regolare, tutto iper. Qua va bene, facciamo un cazzo. Buono. Ragazzi, stiamo andando alla grande, che in realtà siamo secondi nella costruttoria e sono un punto di vantaggio della pilota, quindi il mondiale bellissimo. Stiamo facendo i miracoli contro una Red Bull superiore. Primi e secondi però in qualifica con addirittura il Sainz primo, è incredibile. E soprattutto la cosa che fa ridere è che tutti i componenti li sto azzeccando, quindi adesso ho migliorato l'allenatore posteriore e sottoscocca. La macchina c'è, ho messo a posto i componenti che purtroppo si useranno presto, ma stiamo andando alla grande. Attorno al 40° giro c'è il rischio di avere la pioggia intensa addirittura subito. Una partenza tutta Ferrari, tutta rossa. Stiamo andando alla grande contro la Red Bull superiore. Dopo la grande stagione in Aston Martin stiamo dominando in Ferrari a livello di meravigliosità. Siamo più meravigliosi, siamo iper mega meravigliosi. Vai. È chiaro che adesso fare l'ordine di scuderia mi è un po' difficile perché comunque siamo ancora all'inizio, però è chiaro che Leclerc teoricamente mi dà più garanzie, però non si sa mai.
Vediamo, speriamo di dominare la gara. Questa è la mia speranza. E dopo magari di fare un ordine di scuderia, perché io sono così, io sono come Jean Todt, cioè... Questa è la sentenza. Come indiana. Ok. Is enable. DRS is enable. Quindi qua teoricamente avremo la pioggia, salvo safety car o red flag, che chiaramente portano a velocizzare il tutto. Attenzione, Leclerc ce la fa. Bravo Lec, bravo Lec. Adesso vediamo se possiamo riuscire a fare andare via un po' Lec senza fare ordine di scuderia. Non ostacolare. Non ostacolare, per piacere. Ti prego, non ostacolare. Ok, vediamo se riusciamo a far scappare via un po' Lec. L'obiettivo è quello. Chiaramente non sacrifichiamo troppo Junior. Ok. Abbiamo dato un po' di margine a Lec. Un po' di margine a Lec. Certo che Perez è là. Porca di quella vacca. Boh. Uno dei più classici copy. Ok, ok. E adesso vediamo se Lec riesce a fare la gara. Quanto a Junior 86, sono tanti con le medie, quindi in realtà ho le gomme, però dai, che involati Lec. Finora ho fatto la strategia perfetta, dando a Lec la possibilità di involarsi. Vediamo se riusciamo a sfruttarla fino alla fine. Il problema è che la pioggia... sì, sono proprio al limite delle gomme, quello mi fa un po' paura. Vedremo. Sainz è in difficoltà adesso, però Junior è un po' in difficoltà. Problemi box per Nicolino. Problemi box per Nicolino. Giro veloce di Max. Attenzione a Max. Attenzione. Cazzo, come è arrivato Max, signori. M'ha bruciato Max. M'ha bruciato Max. Facciamo un po' riposare il tour di componenti, perché sto veramente tirando come un porco, che si sono appena cambiati. Ok. Siamo là. C'ho Verstappen. La Red Bull è fortissima, ragazzi. Purtroppo. La pioggia è ancora molto lontana. Adesso però devo tenere assolutamente le gomme, cosa che non sta facendo le Verstappen. E godo, e godo. Pioggia in vista. Tra 4 minuti... No, ho anticipato la pioggia, è incredibile. Pioggia anticipata, porca di quella vacca. Tra 4 minutes, pioggia, 4 minutes, pioggia. Tra 4 minuti pioggia. Torniamo primi e secondi. Ferrari comunque iper devastanti. Oggi le ho azzeccate tutte, sono solo i piloti non sbagliare, ovviamente. Attenzione, segnalano piogge forti per tutta, per un bel po' di gara. Adesso ancora presto, ovviamente, però penso che presto arriverà un diluvio universale. Non rompere i coglioni a Lec. Certo che le mie macchine volano, però quando... Cioè, secondo me io dovrei andare con tutte e due di full wet, perché... Cioè, qua piove tanto, dal 33esimo
al 40esimo è un diluvio. Bel dilemma adesso, bel dilemma. Ci giochiamo tutto, ci giochiamo. Ci giochiamo tanto adesso. La pioggia è già elevata, la pioggia è già elevata. Sorry. Ok. Nessuno ancora va ai box, ovviamente, perché non siamo ancora in condizioni di pioggia. Facciamo andare Junior i box e rischiamo. No. E rischiamo la full wet con Junior. Io rischio la full wet con Junior. Con Lek voglio capire. Tracciato bagnato, tracciato bagnato. Facciamo andare Junior un giro prima, anche se in realtà dovrebbe andare Leclerc, visto che prima tutti vanno ai box. Tutti vanno ai box. Tanti vanno di full wet. Full wet. Speriamo non mi costi caro sto giro in più. Fa fatica Lek, fa fatica Lek. Lek. Cerchiamo di capire, è un casino, Lek quarto alla fine. Ha perso molto Lek, Sainz secondo. Vediamo se però c'erano anche errori. Fino alla gara iper tranquilla. Mamma mia, già le gomme adesso è un casino. Sono molto calde, non andiamo da nessuna parte con queste gomme. Pioggia battente, signori, pioggia battente. Junior può provare a spingere. E mo vediamo. Verstappen sta rompendo decisamente i maroni. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci a Verstappen senza far cagate. Faccio una fatica con le gomme. Sembra averne di più Verstappen con la pioggia, sembra averne molto di più purtroppo. E la cosa non mi piace assolutamente, anche perché Leclerc è quarto, perdiamo anche la testa del mondiale purtroppo. Incredibile Max, incredibile Max. Show di Max, show di Max. Perez indietro, mamma mia, Perez è disastro. Ok, tracciato bagnato. Dovrebbe anche calare. Opzioni box. Subito agli intermedi, poi non deve arrivare la pioggia forte. Opzioni box intermedie. E vediamo, Leclerc rimane quarto.
Verstappen ancora non è andato, se dobbiamo spingere a manetta, dobbiamo dare tutto adesso per recuperare qualcosa con le gomme migliori. Ok, Verstappen ovviamente rimane, però abbiamo recuperato molto bene. Bravo Sainz, bravo Leclerc, siamo in recupero. Già sta calando però. Potremmo tornare anche in condizioni di asciutto, secondo me. Vediamo. Siamo là. Lì veramente, lì. Grande Sainz, come la sta rimontando Sainz. Attenzione, sta tornando il sole, è pazzesco. Devo un attimo far riposare l'auto. Ho le gomme finite con entrambi. Bravo però Sainz. Sainz è in una forma strepitosa adesso di mondiale. Opzioni box con Lec, vai di soft. Uno dei più classici copy. Faccio un giro in più con Sainz. Vai Lec. Lec ai box, Lec ai box. Rischio clamoroso di Lec. E anche qua soft, vai. Stiamo dando tutto adesso. Vai Lec. Non c'è più la pioggia. E Lec è l'unico che ha le soft. Adesso vediamo se riesce a pompare. No, purtroppo no. Alonso però, Alonso secondo me sta facendo il cappellone Alonso. Cappellone di Alonso. Ok, Alonso lo superiamo tutti e due ovviamente. E Lec non ce la fa purtroppo. Ecco, occhio alla benzina. 3 laps. Sainz è primo però. Yellow flag. Giro record di Alonso. Non ce la fa. Lec rimane terzo. Porca miseria. Ti prego, tieni duro Sainz, almeno togliamo punti a Verstappen. Final lap di Junior che può vincere la seconda di fila incredibile Junior. Stiamo così qua, non rischiamo, va. Ormai dovremmo esserci, ti prego Junior, almeno tu. Almeno perdiamo poco e Sainz anche il fastest. Grande Junior, seconda vittoria di fila. Junior c'è. E Lec terzo. Perdiamo la testa del mondiale, ma ci siamo, cazzo. Le vinciamo praticamente tutte comunque. Grande. Grande Sainz. Che mondiale, fioi. Che mondiale. Verstappen però al comando. Cioè, ragazzi, guardate che roba. Cioè, Perez 80, Sainz 94, Leclerc 97, Verstappen 99. Mondiale meraviglioso. Costruttori, torniamo in testa. 4 vittorie su 5 gare comunque. Attenzione, eppure però è più costante Verstappen perché ha un punto in più. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Vittorie 2 e vittorie 2. Un po' di... cioè, che Verstappen non ha neanche una vittoria, 5 podi. Pazzesco, incredibile Max. Raga, sotto il comandante veneziano, la Ferrari sta dominando.